Prima del terremoto, Quartis era la via, no? Passava un camion e una macchina, ma avevano di misurarsi. Si vede la campagna e lavora sempre poi. Partigni che quattro bestie che si vede. Io non avevo la sensazione in modo di gravità della situazione che era. Sembrava che la montagna vomitasse, insomma, no? Vomitasse sassi. Da subito il paese si è spaccato. Allora io gli ho detto, Portis deve rinascere. Noi mettuti il qui. La frazione di Portis, lo sappiamo, è stata spostata per problemi di sicurezza di circa 3 chilometri. Portis si trova sulla sinistra del tagliamento, pressoché alla confluenza con il Fella, quindi in un punto di snodo dei percorsi che vanno verso il nord, posizionata in una maniera particolare perché è piuttosto alta sul fiume, l'area diciamo dell'abitato, però non rifiuta il rapporto con il fiume, anzi lo utilizza per farne un porto fluviale, un porto di carico, scarico di merci e soprattutto di sosta delle zattere che portano il legname verso valle. È venuto il primo terremoto, signor Sulis, che giovani, e mia suocera sulla porta, non stai esci, non spacciava a predicare che non stai neanche esci. E noi, signor Sulis, in place, è venuto l'altro terremoto, che casa di fronte è colata da luce e ora perdonano e noi abbiamo passato tutti che erano lì. Proviamo a pensare se che è succeduto in che poi come era Snoopy, che potrebbe essere anche voi. Menone mi contava che questo clapon grande lì, spiccio di Portis, aveva una fressura da ora. E perciò era la leggenda che i vecchi lo avevano leato con i chiadenis per non calvenire. E io di frutto, di curioso, sulla spezza che ha logicamente lì, chiadenis non erano, però era indicativo di situazione che era già pericolosa. In più era una filastrocca che si diceva e se il clapon si ribalta è per Portis sotterrato, cioè già per tradizione si capiva che il Portis era in una zona pericolosa. Portis ha avuto una sua peculiarità che è stata quella di trovarsi sotto la frana dal spiccio di Sortistiel che ha determinato nel primo dopo il terremoto del 6 maggio, una discussione anche aspra. A dire aspra possiamo considerare un eufemismo perché ci sono state delle lotte tra quelli che volevano mantenere il paese dove era prima e quelli che volevano spostarsi. E s'11 Ros, quando gli state queste cose, non sai in che maniera, mi sono girato e gli ho chialato spiccio. E gli ho veduto in tal sotto, praticamente di dove l'ha molato, a salta fuori dal fumpo. In tal giro di 2 secondi è partita tutta la schlefe e dal momento che gliel'ha a contatto col sotto ha fatto fuori tutto un fumataro. Di questo grande niule di fumo e è saltata fuori una slaccare, un tocco di clap che poi aveva un 30-35 metri quadri, è saltata fuori così dal fumo e dopo praticamente quando l'ha perduto la forza si è depositato sotto. La seconda scossa, alle 11 del 15 settembre 76, ha fatto scendere a valle la frana sopra Portis, tant'è che un grosso masso di dimensioni enormi è arrivato fino sulla strada vicino al paese. Questo fatto ha risolto il problema sulla localizzazione di Portis e quindi ha fatto in modo che
la polemica cessasse, tutti sono rimasti d'accordo sul fatto che bisognava spostarsi. Quando la legge ci ha dato delle garanzie, abbiamo incominciato a ragionare sul come cercare di bloccare questa emorragia di persone che si stavano spostando dal paese, e abbiamo deciso di partire con una iniziativa cooperativistica. Non è stata cosa facile. Su un potenziale di una novantina di famiglie, quando la cooperativa è stata istituita da 28 famiglie che sono stati i soci fondatori. Quando il paese è partito, la cooperativa si è rinforzata, tant'è che a fine della partita siamo riusciti a raccogliere una novantina di associati e a ricostruire integralmente il paese. Ora, tosse continua. Come da la vino di là, secondo te? E niente, puerti, cioè. Sì, E niente, talorta. Talorta, altra volta? Sì, dentro facendo questo lavoro, se torno a casa, torno in casa. Bene. E via, poi. C'è il succo lì che si madura sbassore. Se non le vuoi entrare in mano, ma anche quando chiedi là in giù, passa sempre per dentro. Se non per via lì, se si vede qualche muso nuovo.